Genesi capitolo 26. Isaac a Gerar. Venette nata carestinta a chi lo pesa, fora quella che era venuta in dei tempi a Abrama. E Isaac se ne è a Gerar vicino a Abimelech, che era il re dei Filisteia. L'ha comparetta innanzi a esso signore le ricette. Non scendere in dall'Egitto, firmi rinda a chi lo pesa che ti mustarraggia. Firmi rinda a chi sto pesa, perché i starraggia cuttiche e ti regneraggia benedizione. Perché tutta sta terra, io ti raggia a te e a discendenza tua, e manda un raggio giuramento, che ha giù fatto Abramo, padre tuo. Farà già graniere discendenza tua, come stelle in cielo, e raggia già discendenza tua tutte che si terra. Tutte i popoli della terra saranno benedette per via della discendenza tua. Proprio perché Abramo ha sentito sempre la voce mia, e ha sempre messo in pratica tutte quelle che ha giù comandato a essa. E comando mie, istruzione e legge mia. A così Isaac campava in terra di Gerar. L'uomo che stava là, spiava con la moglie sua, e chi si ricetta allora? Questa è Sodoma, perché teneva assai paura dice che se moglie. Perché pure essa pensava che gli uomini che stavano là potessero accidere per via Rebecca, perché era una femmina assai bella. Stava là già parecchio tempo, quando Abimelech, il re dei Filistei, in un giorno, si affacciava fuori la finestra, e vedette Isaac che pazziava con la moglie sua Rebecca. Abimelech chiamai Isaac alla ricetta, sicuramente che sei moglie, e perché tu meriti che sorda? E Isaac rispondendo alla ricetta, ha giù risposto a così per non essere acciso per via sua. Ma tu che hai fatto? La ricetta Abimelech. Ci è mancato proprio che quando il popolo si unesse con moglie, e così hai visto fatto scendere ancora a noi in un castigo e Dio. Abimelech rette subito che sto comando a tutto il popolo. Chi mette mano sua in quella chista, in quella moglie sua, sarà acciso. La prosperità Isaac benedetta da Dio. Isaac facette una setmanata in da terra che lo paese. E a raccolta sua fu 100 volte più di quella che aveva seminata, perché il Signore l'aveva benedetta. E chi le diventai assai ricca e facette a granire ricchezze sue, tanto che diventai l'uomo più ricco che lo paese. Teneva pecore, bestiame peccerille e grosse, parecchi schiavi, tutta gente del paese. Cominciano a tenere a Miriam con essa. Tutti chi li puzze che servono padre suoi avevano scavato quando erano ancora vivi, o padre, chi li filistei avevano regnuto di terra. Abimelech ricetta a Isaac, battendo a capo, perché modo si è diventato assai più potente di noi. A così Isaac se ne è là e fissai e tenne suoi vicino riva e Gerar, e là fissai la mora sua. Là Abramo tornai a scavare chi li puzze e acqua, che avevano scavato e servono padre suoi, Abramo, che i filistei avevano fatto regnare per lei troppo a morte Abramo, e chiamai nata volta come l'aveva chiamato padre suoi. E serva Isaac scavavano pure in quella schianata, e vi trovavano una sorgive acqua pulita, ma che gli pastori e Gerar svuotavano ancora a tutte le pasture Isaac, dicendo che st'acqua è la nostra. Isaac chiamai chi lo puzza Esech, perché là chi le serve appiccicato con essa. Scavavano nato puzzo, ma chi le si mettette a appiccicare pure per chi stata. Esso chiamai Sitna. Stesse tanto si spostava là e si mettette a scavare nato puzzo, ma che stavolta non si pigliavano ammazzate. E Isaac chiamai questo puzzo Recapot e ricetta. Mo signore, già rato l'aria perché noi potimmo un provocare in questo paese. Poi là se ne è a Barsabea e in quella stessa nottata l'ha comparetto signore la ricetta. Io sono con Dio Abramo, padre tuo. Non ti piglia paura perché sto cuttiche, io ti benedice a raggia e farà già garanire per numero a discendenza tua, per tutto l'amore che ha portato Abramo, servo mio. E tanto frega in ardare o chiamai un nome signore, e la fissai pure a tenna soia, e servo suo scavai in un puzzo, rinda che gli corna Abimelech, in da città di Gerar, aiuta a doste visse, insieme con Acusat, un amico suo e piccolo, o capo dell'esercito suo. Isaac, come avrete? Ricetta allora. E mo perché siete venuti qua, innanzi a me, quando voi mudiate e mi avete scacciato dalla terra vostra? Noi mi venuto, le rispondettero loro, che il Signore sta insieme con te e avimmo rite. Perché non facciamo con un giuramento in alleanza, tutte e due, e con tutta la gente tua? A così tu non ci farai nessuno male, come noi non t'avimmo messo in mano ancora a te. E t'avimmo fatto solo bene, lasciandoti in pace, in da terra nostra, perché mo tu si noma assai benedetta a Dio. Stessa tanto facettero un gomito e magnaino e bevettero insieme. Vromo se scetaino la prima mattina facettero un giuramento l'uno con l'altro, poi sa che salutaia e chi si partettero in pace innanzi a essa.
Proprio da chi lo stesso giorno arrivava innanzi a esse serve suoi e le facettene sapere che avevano trovato l'acqua scavando chi lo puzza e Isacco chiamai Sibea. E questo è un motivo perché che la città si chiama Persapea, zina all'epoca e oggi. Quando Esaù teneva 40 anni, in Suraia, con Judith, che era la figlia di Beri, Littite, e Basemat, la figlia di Elon, Littite. Che questi due femmine facettero indusse che Assaia, Isaac e Rebecca.